Per me la lingua corsa è una lingua naturale e a paro dell'altra. Quando è che avete imparato a parlare corso? Il corso si parlava in casa, mia nonna era stata maestra di scuola, ma più invecchiava, più parlava corso, più che francese, e la gente che passava in casa parlava corso, e i stretti da Iaccio parlavano, i garrugli piuttosto da Iaccio, e i stretti di paese parlavano sempre corso, sia in Calcatoio, sia in Sarrura, che sono i miei paesi d'origine, due dei miei paesi. Dunque è stata una barriera naturale. Dopo la coscienza di lingua è venuta da un altro modo, è venuta facendo il latino prima, vedendo che il latino e il corso erano, si può dire, la stessa lingua, e dopo allora a Louis le Grand ha avuto contatto con Domenico Antonio Geronimo e Pasquale Marchetti, che affrontavano tanto a intrecciate cambiarini, e dunque qui ha visto che era una lingua come l'altra, appunto, cui sono regole, la sua scrittura possibile, la sua grammatica, la sua sintassi. Quando la dublate a lingua corsa? Diciamo che ci sono i persone con li parlo mai a corso. Certe volte mi dicono te ha un accent corso très fort, e non so mica, perché l'ho sempre parlato corso, dunque l'accento corso, un corso non si vede mica. Dunque di là ci sono i persone in paese o i persone che ho conosciuto giovani con li parlo mai francese. Dopo ci so chi si può imparare una lingua o l'altra secondo le situazioni, e dopo diciamo in mezzo provvisionale ci sono i momenti che parlo a corso, ben sicuro. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Di là è la sola lingua che i corsi abbiano creato da parelli, a parte da latino e da altre origini, ben sicuro. Ma è vero che il francese parliamo, ma c'è stato portato pronto all'estero, non l'abbiamo mica fatto noi. Il corso corrispondeva ai bisogni di gente che campava in Corsica e che a poco l'ha costruito, che non è mica tempo entra in diso particolari come lingua, ma sono interessanti assai. E dopo mi pare che la porti una lei a forti con tutte le lingue romaniche e anche con tutte le lingue, perché quello che ha due lingue, e qui si lingua un po' noi in situazione da vacca o francese o corso, quello che ha due lingue è pronta impara una specie di ginnastica mentale che gli permette di accettare ogni funzionamento di lingua, invece che un monolinguo no. Come ditela bene di lingua corsa? Allora, per il corso mi pare che ciò che è di primora veramente è che la gente sia cosciente dell'apertura che l'è, non da i centonari di milioni di persone che parlano le lingue romaniche. Chi parla una lingua non è mica parlarla benissimo, non è mica sapere lingua tra la lingua e l'altra, ma il corso permette di parlare con gli italiani, con gli spagnoli, con i portoghesi, forse senza capire parla tutto, ma d'aprasi non ha un mondo. E questo è un vantaggio maggiore paragonato con altre lingue dette regionali, ci so che facciano parte di un gruppo ciugo ciugo.